Buongiorno, buonasera, dipende da che parte della giornata state guardando questo video. Nel Rinascimento i principali modelli poetici e letterari erano quelli di Dante, Petrarca e Boccaccio. Nel 300, quando si confermarono quelli di Petrarca e Boccaccio, quello di Dante coraggiò un bel po', tanto che Boccaccio e Petrarca presero Dante come un esempio. Gli autori del 300, oltre a Dante e prima di Boccaccio e Petrarca, prendevano spunto soprattutto dai poeti della corrente stilnovistica, come Guido Vinizelli e Guido Cavalcanti. Quest'ultimo è considerato come uno dei fondatori del dolce stil nuovo, ma anche come il lato tragico del dolce stil nuovo. Nella poesia di Guido Cavalcanti, l'amore può creare sbigottimento, può scuotere, può far proprio male, tanto che il poeta diventa servo se non proprio schiavo dell'amore. La donna può manifestarsi in più immagini e diventare minacciosa. La nobiltà non è data dal sangue, ma dalla cultura. Di Guido Cavalcanti ne avevo già in parte parlato in un vecchio video, dove analizzavo una poesia del sommo Dante Alighieri che dedicò ai suoi amici, tra questi Guido Cavalcanti, perché in vita Guido Cavalcanti fu amico di Dante Alighieri, per poi diventare nemico. Dante accusò Guido Cavalcanti di ateismo. Ricordiamoci che siamo nel Medioevo e Guido Cavalcanti è considerato come uno dei personaggi più coraggiosi del periodo. Questo fa sì che Dante mise Guido Cavalcanti all'inferno, nel canto 10 della Divina Commedia, nella città di Dite, dove sono buttati tutti gli eretici e coloro che dubitavano della religione. Dante, tra l'altro, negli anni 70 del 200, firmò la condanna all'esilio a Guido Cavalcanti. Questo periodo Guido Cavalcanti lo visse a Sarzana, in provincia della Spezia, per poi tornare negli ultimi anni di vita nella sua Firenze, malato di malaria. Una fine gloriosa per uno che fu condannato all'esilio. Guido Cavalcanti però venne anche sostenuto per via del suo ateismo. Non è un caso che Guido Cavalcanti è considerato anche come il lato razionale del dolce stil nuovo, ma anche come uno dei personaggi più razionali e coraggiosi del Medioevo. E come sappiamo non era proprio il periodo migliore per gli eretici e per gli atei. Tanto che nel 300 il Boccaccio dedicò a Guido Cavalcanti la nona novella della 10ª giornata del Decamero. Questa novella si apre che la narratrice Elissa, e in parte l'autore Boccaccio, elogia il personaggio di Guido Cavalcanti definendolo coraggioso proprio per aver aderito alla filosofia ateista di Epicurio. Però alla fine non sappiamo un granché della vita di Guido Cavalcanti. Sappiamo però che Guido Cavalcanti è nato a Firenze nel 1259, da una delle famiglie più ricche della città e anche in una delle più importanti della fazione Guelfa Bianca. Gran parte di quello che sappiamo di Guido Cavalcanti è grazie ad aneddoti e testimonianze di altri poeti e altri intellettuali. Se avete qualche argomento, personaggio, opera o altro che vorreste che vi parli, scrivetelo nella zona commenti. Se questo video ti è piaciuto, metti pure mi piace. Se questo canale ti interessa, ti consiglio di iscriverti. Vi ringrazio per la visione e arrivederci al prossimo video.